agli incontri letterari nella sede del Comune. Questa sera Teneri Amori, il nuovo romanzo di Enzo Lauretta, un romanzo di formazione. Perché presentare un volume di Lauretta qui a Porto Empedocle? Ma Lauretta ha un rapporto suo molto particolare con la città, ha dei trascorsi che lega alla città di Porto Empedocle. Il libro racconta di un paese certo, dice lui, che per tanti aspetti potrebbe somigliare a Porto Empedocle, tranne che per un particolare, il dato che due mari si confondono tra di loro, invece qui non accade questo. E poi piace continuare questo ciclo di incontri con la letteratura. È stato detto nei giorni scorsi da Magris che i libri dicono la realtà, e quindi, dovendo avere a che fare con la complessità della realtà, anche quella nostra empedoclina, fare i conti con i libri che spiegano non tutta la realtà, ma certamente ci danno delle chiavi di interpretazione della realtà, è un modo per animare il dibattito culturale e soprattutto far crescere l'amore per la letteratura.